Si parte con la sfida a palla 2 vinta da Schio, poi da Valeria Battisodo, il pallone in angolo per Cinili da 3 punti, il pallone per Eva Lisec contro Samantha Ostarello, fuori, poi il pallone buona per Sandrine Gordà, bel tiro costruito da Schio e bel canestro. E anche lei col tiro una sentenza, Bjorklund subito da 3. Giocatrice statunitense prodotto dell'Università di Tennessee. Cinili qui serve Lisec dimenticata dalla difesa di San Martino in quintetto, pallone di Cinili per Lisec che ha spazio, va dentro contro Filippi, pallone adesso dentro per Ostarello, gran movimento e gran canestro. Adesso Cinili subito dall'altra parte, pallone per Grodà che usa bene il perno, poi va in angolo da Gillian Harmon. Non avevo il minimo dubbio che questa palla non entrasse. Per Tonello 5 secondi, però si riduce un po' sempre all'ultimo San Martino. Ciavarella deve tentarci da 3 punti, mamma mia, dell'azione. Il pallone adesso gestito da Schio in angolo per Cinili, anche questo palleggio per Francesca Dotto, blocco di Kiss, palleggio ancora di Dotto che va da Cinili che è calda in questo primo quarto, se lo sente, indisponibile da solo in panchina. Fassina qui va dentro, molto buona, poi la riapertura per il tiro di Francesca Dotto. Sul ciute torna da Fietta in end off, proprio Fietta, poi va dentro, gran palla da sul ciute, che canestro. Filippi va da Elena Fietta, poi dentro per sul ciute, il movimento della lituana, che palla per Fietta con Francesca Dotto contro Fietta, palleggio prolungato per la play della nazionale, attaccata da Fietta che le ruba il pallone e si invola tutta sola per i 2 punti. Poi Angela Bjorklund contro Martina Fassina, dentro, altra gran palla e altro gran canestro di Fietta. Adesso San Martino sta giocando che è una meraviglia. Fuori per Dotto che ha tanto spazio, alla fine va in palleggio, arresto, tiro, canestro, che regala la palla a Battisodo, subito dentro da Lisec contro Tonello che ovviamente non può fare nulla per contenerla. E ha preso contatto con una più piccola e ha realizzato. Poi mi dirai le palle perse di entrambe le squadre. Eh sì, un dato interessante, Ostarello, quindi 14 palle perse in totale in questa partita e sono tante. Pallone di Battisodo che va da Cinili, si apre per il tiro a 3, eh sì, e più 11 per Schio, pallone di Ostarello che si alza anche lei. Zona che però un po' mancanza di comunicazione in questo caso e Lisec da sotto realizza. Spezza un po' l'equilibrio e va Lisec da sotto, non può sbagliare. Sandri con molto spazio da fuori va invece da Angela Bjorklund, bello il pallone, si apre Martina Sandri che questi ferri li conosce bene. Angela Bjorklund dentro da Toffolo contro Grodà che le oscura la vallata, poi Tonello da 3 punti, meno 7 il San Martino, pallone per Fassina tutta sola da 3 punti, risponde così. Scarico per Valeria Battisodo che va dentro contro la difesa di San Martino. Dalla fine torna da Elena Fietta, 6 secondi per chiudere i 24 contro Harmon. Fietta! E dunque ancora più 10 per Schio, palleggio per Gillian Harmon che va da Battisodo, gran palla di ritorno, rimbalzo aggressivo di Elena Fietta che corre e cercherà probabilmente Bjorklund, anzi no, va dentro lei, che torna da Giulia Ciavarella, buono il suo movimento, buono il suo arresto, buono il suo tiro e il fila adesso è a meno 6. Pallone adesso per Sabrina Cinili contro Ciavarella, va dentro Cinili da Kiss che non può sbagliare. Poi ancora il palleggio prolungato di Francesca Dotto, tiro aperto per Fassina che se lo deve prendere. Sandri riapre per Sulciute che da quella posizione solitamente cerca l'assist, questa volta va dentro contro André, fa sfruttare tutta la sua esperienza, sbaglia ma riprende il rimbalzo. Palleggio adesso per Fassina che va proprio da Olbis André, va dentro senza paura, sbaglia, cattura anche lei il rimbalzo. A Ciavarella dovrà ancora forzare qui San Martino, buono però il movimento, sbaglia l'errore, il rimbalzo poi di Sandri che va da Fietta che dovrà scaricare ancora fuori per Dotto, poi Fassina, buono il pallone per Kiss, gran palla per Olbis André. Dotto adesso a gestire gli ultimi 5 minuti. Schio qui Cinili fa fuori Bjorklund, pallone di Sulciute, ottimo per Bjorklund, stoppato da Fassina, poi Bjorklund alla seconda è buona. Schio, pallone per Fassina contro Bjorklund, buono il pallone per André, campionessa d'Europa
under 20 nell'estate scorsa. Qui fallo di Filippi e canestro di Francesca Dotto, che va da Francesca Dotto. Ultimi 10 secondi dell'azione per Schio. Sandrine Grudà da 2 punti, pallone fuori per Eva Lisec in punta, quando ormai si giocano le ultime azioni di questa partita, che viene, come detto, vinta dal Famila. Gran canestro però di Ostarello, giovane classe 2001, il pallone per Grudà che si gira molto bene, le sue solite infinite leve. Ostarello adesso contro Lisec, non tira nemmeno. 6-7, 4-5 il finale dal Palaromare in favore del Famila Schio contro San Martino nel derby veneto.